Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio. Pala Restivo, Virtus Cagliari contro Castel Carugate, una partita molto importante per il campionato di Serie A2 femminile. La Virtus e il Castel Carugate appaiate in fondo alla classifica, quota 0 punti, cercano la prima gioia stagionale. Può essere chiaramente una partita che dà in qualche modo una scossa alla stagione dell'una o dell'altra, o potremmo dire di entrambe in un senso o nell'altro. Al mio fianco c'è Nando Lai, Virtus Cagliari che ovviamente cerca una vittoria davvero importante dopo un esordio in questa stagione estremamente complicato. Direi molto complicato, perché oltre al fatto che c'è stato l'inserimento di tante giovani, purtroppo abbiamo avuto due infortuni, uno di Valentina Mura che oggi speriamo qualche minuto ce lo possa dare, per noi molto importante perché era una delle due play titolari e quindi molto importante, e poi Carolina Cibelli che comunque domenica scorsa ha fatto un'ottima partita e speriamo anche oggi possa ripetersi in modo da permetterci di conquistare questi 2 punti importantissimi. Qual è l'umore in gruppo? Quali sono le sensazioni prima di una partita ovviamente che pesa direi parecchio, e quanta tensione c'è? Ma c'è un po' di tensione, però anche scherzando bisogna anche prenderla abbastanza giovialmente in modo da permettere alle ragazze di non arrivare con una pressione tale che poi gli crollino le gambe in campo e avere un effetto contrario. Senti Nando, prima di chiudere avrei chiesto al presidente Fava, che magari troveremo più tardi, c'è anche la posizione di coach nello Schirru che potrebbe essere anche a rischio. Come la vedi? Ma diciamo che io, che sono il secondo dirigente insieme al nostro presidente, diciamo sono molto vicino alla squadra e vi posso dire francamente che non ci dovrebbe essere nessun rischio. È chiaro che poi quando si perdono le partite il rischio esiste sempre, però la squadra è quella che è, bisogna essere consapevoli e cercare di fare l'impossibile con questa squadra, e poi eventualmente in futuro, se si rimane in cattive acque, vedere di mettere qualche nuovo inserimento che possa permetterci di giocare più tranquillamente. Però l'allenatore sta facendo il possibile e l'impossibile per cercare di far dare il meglio alle ragazze che ci sono attualmente in rosa. Grazie mille allora Nando, ovviamente buona partita, in bocca al lupo alla Virtus e in bocca al lupo chiaramente anche al Castel Carugate. Sono 7 minuti 10 secondi alla palla a 2, sta avvenendo, come potete vedere e sentire in sottofondo, la presentazione delle due squadre. Noi ci fermiamo solo per qualche istante, il tempo di prendere posizione per poi raccontarvi questa sfida molto importante nel campionato di Serie A2 di basket femminile. A tra poco. Di nuovo in diretta per questa sfida tra Virtus e Castel Carugate, 5 minuti 50 secondi alla palla 2, ultime fasi del riscaldamento prima del match. Castel Carugate in completo blu con inserti azzurri, la Virtus invece giocherà con il completo chiaro con dettagli blu. Una partita ovviamente molto delicata, l'abbiamo detto nel rapido prepartita con Nando Lai, dirigente della Virtus Cagliari. Avremmo voluto vedere ai nostri microfoni anche il presidente delle Cagliaritane, Riccardo Fava, che però per il momento non ha ancora raggiunto il Pala Restivo. Probabilmente lo avremo magari durante la partita o all'intervallo o magari alla fine della stessa, quando sentiremo anche i due allenatori e qualche protagonista della sfida. Una sfida delicata perché due squadre hanno raccolto soltanto sconfitte nelle precedenti 3 gare della stagione. Castel Carugate reduce dal KO netto casalingo contro l'altra sarda di questo girone, ovvero il San Salvatore Selargius di Fabrizio Staico. San Salvatore che ieri ha colto la 3ª vittoria consecutiva nel campionato, una vittoria molto sofferta, inaspettatamente sofferta, contro il Basket Club Bolzano, che arrivava in Sardegna senza troppe credenziali. Invece ha fatto soffrire davvero fino all'ultimo, avendo anche il tiro per la vittoria la squadra sarda, che però ha 6 punti in classifica su 8 a disposizione. Davvero un gran ruolino per le ragazze di Staico, che dopo la sconfitta dell'esordio in casa del Sanga Milano hanno inanellato 3 vittorie contro 3 squadre alla propria portata. Ma insomma è importante mettere fieno in cascina, quello che non sono riusciti a fare per il momento Castel Carugate e Virtus Cagliari, che oggi nello scontro diretto tra pericolanti devono assolutamente muovere la classifica alla fine di questa partita. Chiaramente una squadra potrà trovare più serenità, l'altra invece avrà ancora più problemi con cui fare i conti. Mancano 3 minuti e 50 alla palla a 2 nello Schirru. L'allenatore della Virtus osserva molto attentamente
il riscaldamento delle sue ragazze. La sua posizione, lo abbiamo detto anche nel pre-gara, lo avete letto anche in settimana, è assolutamente precaria, i risultati non arrivano, le prestazioni non sono state all'altezza, c'è poco da girarci intorno, e allora nello Schirru anch'egli assieme alle sue ragazze si gioca davvero qualcosa di importante in questa sfida casalinga contro il Castelcarugate. Facce piuttosto tirate, l'abbiamo sentito da Nando Lai, uno dei dirigenti più importanti della società cagliaritana. C'è tensione, c'è chiaramente il peso della posta in palio quest'oggi, ma insomma lo staff avrà cercato di non caricare troppo il match per evitare insomma di ottenere l'effetto contrario. Qualche problema fisico per Valentina Mura, numero 10 della Virtus, che giocherà con una vistosa fasciatura, insomma vistosa applicazione dei cerotti sulla quadricipite femorale sinistro, quindi vedremo un pochino quello che sarà anche il rendimento della numero 10 cagliaritana. Castelcarugate che adesso, così come la Virtus, va a sedersi in panchina per gli ultimi dettagli, gli ultimi preparativi prima del match. 2 minuti e mezzo al via, andiamo a vedere, a scorrere quelli che sono i due roster appena presentati proprio mentre parlavamo con il nostro ospite nel prepartita. La formazione lombarda mette a referto la numero 3 Valentina Ruisi, la numero 4 Arianna Beretta, la numero 6 Stefania Guarneri, il capitano numero 8 Susanna Stabile, quindi Zaffeiro Cofogianni numero 9, Carlotta Picco col numero 10, Claudia Colli col numero 11, il numero 15 Michela Frantini, il numero 18 Giulia Zuin, la numero 20 Marta Scarsi. Dal punto di vista anagrafico la più anziana è la classe 80, capitano Susanna Stabile, quindi però anche la classe 87 Zaffeiro Cofogianni e la classe 83 Michela Frantini. Andiamo a vedere la Virtus che ha qualche problemino fisico, l'abbiamo detto, Valentina Mura e anche la numero 17 Carolina Scibelli. Il roster vede Mia Masic col numero 4, una delle giocatrici più importanti, poi Silvia Loi col numero 5, Sabrina Pacilio col numero 8, Beatrice Mastio il capitano col numero 9, Valentina Mura col 10, Laura Porcu col 12, Giada Ballardini col 14, Valentina Lusso col 15, Carolina Scibelli col 17, Eleonora Zizola col 20 e quindi Laura Pellegrini col 13 e Giada Podda col numero 11. Il coach ovviamente è nello Schirru, il coach invece della formazione del Castelcarugate è Michele Puopolo, l'assistente Paolo Gavazzi. Tutto pronto, un minuto netto alla palla a 2, ultimi conciliaboli, ultimi capannelli davanti alle due panchine. L'abbiamo detto, pesa tantissimo la posta in palio per questo match, un campionato di Serie A2 che ormai sta entrando nel vivo, una Virtus che ha raccolto solo sconfitte, tutte molto molto pesanti, e allora davvero oggi non si può sbagliare contro un Castelcarugate che però dal suo punto di vista vuole cogliere in Sardegna il suo primo successo stagionale. Tutto è pronto, tra poco vedremo anche quelli che sono i quintetti scelti dai due allenatori. Abbiamo detto Virtus che giocherà con il completo bianco, inserti blu, completo invece scuro, blu scuro con inserti e dettagli azzurri per il Castelcarugate. Gli arbitri sono Morassuti di Sassari e la signora Mura di Cagliari a fischiare per questo match molto molto atteso. Io vi ricordo che le telecamere di direttasport.it vi offriranno anche a partire da domani la sfida del campionato di Serie A1 che si sta giocando in contemporanea qui a Cagliari tra CUS Cagliari e Torino, quindi una partita molto molto importante per il CUS di Antonello Restivo, CUS che dovrà ovviamente cogliere anche il primo successo, partita che potete guardare in diretta sul sito della Lega Basket Femminile con ovviamente la parte tecnica curata da direttasport.it e il commento del nostro Roberto Rubio. Torniamo qui dal Pala Restivo sul parquet, andiamo a vedere i quintetti. Virtus Cagliari in campo con Scibelli, Zizola, Ballardini, Masic e Sabrina Pacilio. Castelcarugate che invece schiera la numero 8 Susanna Stabile, capitano, quindi numero 4 Arianna Beretta, la numero 15 Michela Frantini e la numero 9 Zaffeiro Cofogianni.
Primo possesso della Virtus, che ha sbagliato però subito la conclusione pesante. Allora palla in mano per Frantini, che va da Marta Scarsi a giocare con Arianna Beretta, che si arresta, cerca il passaggio interno, non c'è, però la ricezione, ruba palla Masic, che si arresta dentro l'area, sbaglia la conclusione la numero 4 della Virtus. Si cerca subito di correre, ancora Susanna Stabile che va a cercare la soluzione, c'è l'intercetto, rimangono 19 secondi al Castel Carugate per andare alla conclusione. Subito in piedi, subito molto attivo Michele Puopolo con le sue ragazze, segue per il momento seduto la partita nello Skirru, il tentativo a segno di Susanna Stabile, tripla per il capitano della formazione lombarda, anzi no, tiro da due, avevamo visto bene, c'era stato il piede nettamente sulla linea perimetrale. Attenzione a questa palla, molto complicata la parte di Scibelli a cercare Zizzo, la palla che termina fuori, c'è il tocco però della difesa e allora rimessa affidata a Sabina Pacilio, fronteggiata dalla Frantini. Pacilio va già da Ballardini, prova a giocare con Zizzo, la ferma il palleggio troppo presto, finisce per perdere palla, va in contropiede e segna Arianna Beretta ad appoggiare al vetro il 4-0. Partenza ottima per il Castel Carugate, che sta difendendo molto bene, mentre la Virtus fatica terribilmente a creare in attacco, ad avere qualità nelle sue soluzioni. 8:33 per chiudere questo primo quarto, la palla gestita da Sabina Pacilio, spalla a canestro nell'angolo chiusa, si libera però bene, molto bene Sabina Pacilio, c'è l'errore, il rimbalzo raccogliendo dalla spazzatura per Scibelli, che sbaglia, il rimbalzo ancora di Zizzola, quarto possesso, ancora Zizzola, palo di Zizzola, palla sul fondo, 4 possessi per la Virtus, 0 punti. È un problema assolutamente per la Virtus, che continua a fare una fatica tremenda in attacco. Rimessa però per le cagliaritane con 10 secondi adesso per tirare la palla dentro da Scibelli, lotta furibonda, palla contesa, la freccia premia il Castel Carugate, palla persa dalla Virtus, mentre c'è anche un tentativo di spiegazioni. Freccia che indicava la metà campo che andava nella direzione della metà campo della Virtus, palla però che rimane in mano alla Virtus, l'arresto, tiro di Masic, ferro, tabella e fuori. Allora la transizione per il Castel Carugate, che prova a correre, poi però Frantini decide di aspettare, decide poi di cambiare passo e buttarsi dentro appoggiando al vetro, non trova neanche il ferro. Il rimbalzo è di Scibelli, energico, palla consegnata per Ballardini che vuole correre, va nell'angolo a Pacilio, l'arresto, il tiro corto, il rimbalzo di Scibelli per i primi 2 punti di questa partita per la Virtus. 4-2 il punteggio in favore del Castel Carugate, 7:32 alla fine del primo periodo. La palla gestita adesso da Capitan Stabile, anzi no, si tratta di Arianna Beretta che va a prendersi la linea di fondo, legge tutto molto bene però Sabrina Pacilio, che va a intercettare, si va da Mia Masic in linea di fondo per Scibelli, intercetta Stabile, la palla sputata fuori dove Frantini non riesce a raccogliere, la può gestire con calma Pacilio, che va da Ballardini, lato per Masic, non ci pensa su 2 volte, tiro a segno, pareggio, 4 pari, 7 minuti e 4 al primo mini intervallo. Si accende la partita, prova a reagire, ci riesce la Virtus, che va ad impattare dopo una serie di attacchi non andati a buon fine. È arrivata adesso invece la realizzazione per le ragazze di coach Nello Skirru, che urla adesso sì che la partita diventa subito vibrante, e lo stiamo vedendo, si gioca davvero tanto in questo pomeriggio al Palarestivo. Arriva anche la spicciolata un pochino di pubblico, non tantissimo, chiaramente l'orario pomeridiano domenicale non è dei più felici per far accorrere sugli spalti del Palarestivo il grande pubblico, ma insomma la cornice è assolutamente dignitosa. Vi ricordo che siamo in diretta su direttasport.it e sardegnasport.com. La palla gestita da Mia Masic, ancora la numero 4 della Virtus, con un grandissimo movimento, fa una strada lunghissima per arrivare a canestro, trova però la realizzazione che strappa applausi. 6-4, primo vantaggio Virtus, parziale di 6-0 per le ragazze cagliaritane. La palla dentro per la gestione di Colfo Gianni, che va a cercare fuori da Frantini, si butta in campo aperto Sabrina Pacilio. 8-4 e time out in campo chiesto inevitabilmente da coach Puopolo. 6 minuti 10 secondi alla fine del primo periodo, Virtus avanti 8-4.
Si ritorna in campo con 6 minuti e 10 secondi da giocare con la Virtus avanti 8-4 dopo il canestro in contropiede di Sabrina Pacilio, la numero 8 della Virtus, che ha firmato e tenuto aperto il parziale di 8-0 per la Virtus Cagliari dopo lo 0-4 iniziale a favore del Castelcarugate. Frantini a cercare la conclusione, palo della numero 15 che poi raccoglie la palla con grande prontezza. Ha un'autostrada davanti a sé verso il canestro, appoggia il vetro, sbaglia, subisce il fallo, saranno 2 liberi per la numero 15 ospite, che dunque può accorciare le distanze e interrompere l'emorragia che per il momento è tutta a vantaggio della Virtus. 5 minuti 52 secondi al primo mini intervallo. In lunetta c'è Michela Frantini, classe 1983, assegno il primo tentativo, un fallo per parte per le due squadre. Secondo tiro libero per Michela Frantini senza problemi, il 2-2 per lei. 8-6 il punteggio per la Virtus. Palla in mano con Giada Ballardini, la regista di questa squadra, che prova a mettere ordine, esce dai blocchi Masic, gran canestro per lei poco fa, si arresta, scarica per Pacilio, grande azione questa volta dalla parte della Virtus. Il fallo fischiato a Eleonora Zizzola, che commette fallo sulla capitana della Castelcarugate, ovvero Stabile, che adesso va a gestire questo possesso. In campo non ci sono novità dopo il time out chiesto da coach Popolo. Marta Scarsi a giocare con Arianna Beretta, poi la palla ferma nelle mani di Zaffeiro Foggianni, che trova però un bel canestro fuori ritmo da fermo, trova però una bella soluzione la numero 9 e la soluzione del pareggio. 5 minuti esatti alla fine, Masic si butta dentro, c'è il fallo di Arianna Beretta, saranno 2 liberi per Mia Masic. Partita molto viva che si fa guardare, chiaramente la componente agonistica, la componente fornita dall'equilibrio, dal peso di ciò che ci si gioca qui al Palarestivo, aggiunge sicuramente Pepe al pomeriggio di basket qui a Cagliari. Tanto basket ovviamente su direttasport.it e sardegnasport.com. L'appuntamento chiaramente per la settimana entrante e con le partite che abbiamo documentato nella giornata di sabato, nel pomeriggio di sabato, con le sfide di Serie A2 tra San Salvatore Basket Club Bolzano e anche per quanto riguarda il campionato di Serie D regionale maschile, la sfida tra Scuola Basket e San Sperate. Tantissimo basket sui nostri portali sardegnasport.com e direttasport.it, tantissime chiaramente le notizie. Io vi ricordo che adesso in contemporanea su sardegnasport.com potete seguire tutto ciò che riguarda lo sport sardo e non solo, con le notizie inerenti il calcio ma anche la pallavolo, chiaramente anche il pre-gara con il video integrale della conferenza stampa di Massimo Rastelli. Per quanto riguarda Cagliari Vicenza, chiaramente stasera la gran chiusura solo per quanto riguarda questa domenica, con la copertura integrale da Sassari per la sfida tra Dinamo e Reyer Venezia, campionato di Serie A1. A segno adesso Eleonora Zizzola, primi 2 punti della sua partita, e c'è anche la palla persa sotto il proprio canestro da parte del Castelcarugate. Più 4, 12-8, 4-23 da giocare nel primo quarto. Altra opportunità in attacco per la Virtus, inerzia positiva per le ragazze isolane, la rimessa affidata a Masic, il tentativo immediato di Scibelli, il rimbalzo di Zizzola ancora da Ballardini, fronteggiata da Stabile, il taglio di Masic, chiusa, accerchiata da 3 uomini, 3 avversari, scusate, la palla per Scibelli, lotta Tonnara sotto canestro, l'ultimo tocco è del Castelcarugate, la rimessa è della Virtus. Tonnara autentica sotto il canestro del Castelcarugate, davvero c'è stata una serie di sportellate, un groviglio di braccia alzate. Alla fine la Virtus ne è uscita vincitrice, la palla gestita con qualche problema da Scibelli, Masic fuori da Pacilio, dentro ancora per Zizzola, il tiro un po' buttato per aria, infatti non arriva il canestro. C'è in campo adesso la numero 11 Claudia Colli, che va a scaricare per Stabile. Colli pensa al tiro, poi guarda il piazzamento delle proprie compagne, va a trovare molto bene dentro con un ottimo passaggio
Marta Scarsi che fa canestro e fallo subito, e 12-10. Andrea Lunetta, la numero 20 del Castel Carugate. Partita assolutamente gradevole qui al Pala Restivo, davvero ci si gioca tanto e se lo stanno giocando molto bene le due squadre. Si sta assistendo a un match dai contenuti agonistici molto validi. 3 minuti e 41 alla fine del primo periodo, 12-10 il vantaggio della Virtus, ma in lunetta c'è Marta Scarsi per portare a una lunghezza di svantaggio il Castel Carugate. Il libero a segno, 3-3 per il Castel Carugate dalla linea della Carità. 3 falli per parte, quindi bonus ancora lontano. Ballardini e Virtus che è passata dalla possibilità di allungare ulteriormente il divario alla invece canestro e fallo portato a casa da Marta Scarsi. C'è il fallo in attacco adesso fischiato contro Beatrice Mastio e dunque palla persa per la Virtus. 12-11 il punteggio, quarto fallo di squadra per le ragazze di Nello Schirro, che adesso in quintetto hanno Ballardini con Masic, Mastio, Scibelli e Pacilio. Risponde Carugate con Coufo Gianni, Scarsi, Beretta, Frantini, Colli e Capitan Stabile. Rimessa in zona difensiva per il Castel Carugate con Ballardini e Masic a portare subito pressione in avvio alla formazione ospite, a cercare di far perdere qualche secondo, mentre in panchina potrebbe avere già qualche problema Valentina Mura, che ancora in campo non è entrata, ma sappiamo dall'inizio della partita ha dei problemi fisici. Vedremo quale sarà il suo contributo, probabilmente non altissimo. La palla dentro profonda per Mastio che prova a girarsi, riesce a scaricare per Mia Masic, dentro fuori, stavolta sfortunata il rimbalzo di Scibelli, tiro allontanandosi dal canestro, il rimbalzo di Mastio che lotta e porta a casa un fallo davvero prezioso. Tutta l'energia di Capitan Mastio che si prende 2 tiri liberi, azione molto importante della numero 9 della Virtus Cagliari, che chiaramente infiamma anche la platea del Pala Restivo. C'è il cambio chiamato da coach Popolo con l'ingresso in campo al posto di Zaffiro Coufo Gianni, l'ingresso per Marta Scarsi in campo con Beretta, Colli, Stabile e Frantini. 12-11 il punteggio, il secondo tentativo di Mastio, l'errore 0-2 per la numero 9, il capitano della Virtus. La palla portata da Stabile, fronteggiata da Pacilio, duello tra numero 8 adesso in campo. Stabile in una zona di campo complicata, da evitare anche l'uscita dal recinto di gioco. C'è il fallo alla fine di Pacilio su Stabile, quinto fallo di squadra per la formazione sarda, che adesso dunque è in bonus. E allora ogni fallo subito dalle ragazze lombarde porterà in lunetta. 2 minuti 43, manca ancora tanto, e il bonus falli raggiunto dalla Virtus non è sicuramente una bella notizia. 4 falli di squadra invece per il Castel Carugate, sorpasso per le ragazze di Popolo che vanno avanti adesso 13-12. Torna dunque avanti il Castel Carugate dopo il 4-0 di inizio partita. Poi c'è stato lo strappo importante della Virtus. La palla dentro profonda molto buona di Ballardini per Masic, chiusa bene da Colli. Masic prova a destreggiarsi, trova dentro Ballardini. C'è l'infrazione di 3 secondi fischiata, molto dubbia francamente, perché Ballardini sembrava essere arrivata in aria coi tempi giusti. Palla persa ancora dalla Virtus, che in avanti adesso si è inceppata, anche se gli attacchi comunque della formazione cagliaritana non sono male. Sta trovando comunque delle buone spaziature, è arrivata però poca precisione al momento di concludere. Stabile, palla lungo perimetro per Frantini che riceve contro Pacilio, il blocco portato da Beretta, il piazzato per Scarsi che sbaglia il rimbalzo controllato da Masic. La palla gestita da Ballardini come sempre, va avanti con il quintetto di inizio partita nello Schirru, ad eccezione palla che non finisce ancora una volta nel canestro. La linea di fondo molto buona presa da Beretta, si arresta, anzi finta l'arresto, poi cambia passo molto bene Stabile. Grande attacco stavolta del Castel Carugate, il rimbalzo è della Virtus, si segna molto poco adesso. 13-12 vantaggio Castel Carugate, 1:35
alla fine del primo periodo. La palla gestita da Mastio, palla dentro per Scibelli, che si sta davvero sbattendo tantissimo, sta cercando di dare il suo contributo, non riesce a ricevere perché c'è l'intervento della difesa. La palla dalla rimessa di Pacilio per proprio Scibelli, che trova il canestro del +1. 14-13, nuovo sorpasso Virtus. Frantini a portar palla, il blocco di Scarsi, Frattini decide di andare dentro linea di fondo, si infrange sul tabellone, però il suo tentativo complicato là sotto canestro, e allora Ballardini a spingere, il no look per Mastio che appoggia al vetro, il +3, 16-13 Virtus, canestro, ottima transizione, si è aperta una voragine nella difesa del Castelcarugate, è rientrata malissimo dopo l'errore di Frantini. 47 secondi per chiudere questo primo periodo, 16-13, attenzione a Stabile che si butta dentro, lancia per aria una palla che non ha grosse possibilità di andare dentro, la palla però è ancora in possesso delle ragazze ospiti, il passaggio nell'angolo, scadono i 24 secondi, palla che non aveva toccato il ferro, scadono i 24 secondi e Stabile muore con la palla in mano. 16-13, 32 secondi, dunque non c'è la possibilità di andare fino alla fine per la Virtus. E allora è Ballardini a portare la palla oltre la metà campo per l'ultimo probabilmente possesso offensivo della Virtus in questo primo periodo. Vuole giocarselo fino in fondo la squadra cagliaritana. Pacilio per Mastio che va a buttarsi dentro, trova lo scarico per Scibelli, il piazzato, ferro, il rimbalzo di Scarsi che poi lancia una vera e propria sportellata a Mastio. Gli arbitri però giudicano tutto regolare e allora Stabile che ancora una volta un tiro complicatissimo sulla sirena, attacco rivedibile per il Castelcarugate. Si arriva alla fine del primo periodo con la Virtus Cagliari avanti 16-13 al Palarestivo e noi ci fermiamo per qualche istante, ovviamente tra poco il secondo periodo di questo intensissimo match salvezza del campionato di Serie A2 femminile. E si riparte per il secondo periodo con la novità di Valentina Mura in campo, l'abbiamo vista poco fa anche provare un pochino con la sua condizione fisica dal punto di vista degli infortuni. Sappiamo insomma non essere nelle migliori condizioni e chiaramente nello schiero la vuole anche provare in questo inizio di secondo periodo per vedere quanto contributo potrà dare la numero 10 cagliaritana, in campo con Sabrina Pacilio, Mia Masic, Scibelli e Mastio per il quintetto cagliaritano. Ritorna invece in campo il Castelcarugate con Frantini, Coufo, Gianni, Colli, Stabile e la numero 18 Giulia Zuin. Mastio a buttarsi dentro, subisce il primo fallo di questa partita, grandissimo impatto del capitano della Virtus, gran partita per il momento da parte della numero 9 che sta davvero giocando con grandissima energia. 0-2 liberi in precedenza, vediamo se saprà far meglio adesso in avvio di secondo periodo. 16-13 il punteggio in favore della Virtus Cagliari, 9-33 alla fine del primo tempo e 0-2 ancora per Mastio e 0-4 totale. La palla gestita da Colli con Coufo Gianni in punta, vediamo se riceve proprio lei a ricevere, andare poi ancora lungo il perimetro dell'area da Frantini, la ricezione ancora profonda per Coufo Gianni, grande azione difensiva di Valentina Mura che ruba questa palla e va a buttarsi a tutta velocità dall'altra parte. Pacilio non guarda il ferro, va fuori da Masic, fronteggiata da Colli, cerca di mandarla a destra, prova ad andare a sinistra Masic, il fallo di Colli che si era letteralmente orientata per mandarla a destra. Masic decide di attaccarla ugualmente dal lato preferito, il lato sinistro, arriva il fallo e Colli si prende anche il rimbotto di Capitan Stabile perché dice sì, mandala alla tua sinistra, però insomma fallo con più attenzione. Masic, la stoppatona, grande stoppata di Claudia Colli, grande azione difensiva da parte della numero 11 lombarda che va a cancellare Mia Masic, grande azione
per lei, Mia Masic, fuori da Valentina Mura, vistosa l'incerottatura, passataci il termine per la numero 10 cagliaritana, e poi un gran canestro di Beatrice Mastio, autentica migliore in campo per il momento della Virtus Cagliari, più 5 adesso, prova a allungare la squadra di Nello Schirru, partita molto molto gradevole, merito soprattutto, dobbiamo dirlo, della Virtus in questa prima parte di gara, che sta mettendo tanta energia la squadra cagliaritana. Castel Carugate che invece in attacco fa una fatica tremenda, vola per le terre adesso Sabrina Pacilio, dall'altra parte c'è Mura, aspetta l'arrivo proprio della sua numero 8, si isola contro Capitan Stabile, Valentina Mura aspetta l'arrivo in punta di Masic, ricezione molto complicata, richiude la strada Colli, 6 secondi per tirare, Masic deve forzare, si arresta, prova una conclusione complicata che infatti arriva lunga, e il rimbalzo controllato da Stabile. Colli poco fa una gran stoppata per lei, Colli a prendersi la linea di fondo, appoggiare al vetro, non trova il canestro, Colli rimbalzo, giro sul piede perno, appoggia al vetro, gran canestro per questa ragazza numero 11, classe 1996, che è entrata in campo con l'intensità giusta, con la voglia di fare tante cose positive per il suo gruppo, e lo sta facendo alla grande. Ancora Pacilio si arresta, trova un buon tiro che però è sbagliato, e allora il rimbalzo di Stabile che va a buttarsi oltre la propria metà campo, lo scarico per Frantini, a spazio per la tripla che si prende ma esce storta dalle mani della numero 15, Masic in contropiede per Pacilio, assegno 20-15 il punteggio, più 5 nuovamente per la Virtus, si infiamma ancora il pala restivo, stiamo assistendo a una partita che davvero non sta tradendo le attese che sono dovute a una classifica precaria per entrambe. 0 punti dopo 3 giornate sono un bottino chiaramente negativo, un bottino che rischia di essere già negativo e pesante e in qualche modo vincolante per il cammino delle due squadre. E allora oggi non si può sbagliare, lo sanno bene le due squadre, lo sa bene anche coach Puopolo, il coach del Castel Carugate, che infatti chiama il time out a 6 minuti 57 secondi dalla fine del primo tempo. Virtus Cagliari avanti 20-15. Si riparte con 6 minuti 57 secondi per chiudere il primo tempo tra Virtus Cagliari e Castel Carugate, 20-15 il vantaggio delle padrone di casa, palla in mano con Mia Masic, si esce dal time out chiesto dal coach ospite Puopolo per vedere un pochino di sistemare le cose soprattutto in attacco, anche se poi Puopolo se l'è presa anche con l'attitudine difensiva, ha detto ci battono sempre, l'ha detto a gran voce, l'abbiamo sentito dalla nostra postazione e ha ragione, perché in attacco la Virtus non sta peraltro concretizzando tutto ciò che sta producendo, tantissimi possessi per la Virtus, che però ha appena 5 punti di vantaggio. Castel Carugate che adesso subisce il fallo e riparte con 18 secondi per la sua azione offensiva, la rimessa affidata alla numero 11 Colli. Ci prova Stabile, che però sbaglia da sotto, ha tanto spazio Pacilio, la tripla che gira sul ferro e non trova il canestro, si butta ancora come una leonessa con grandissima energia Beatrice Mastio, autentica trascinatrice della Virtus in questo primo tempo, solo cose positive davvero dalla numero 9 capitano e non a caso della Virtus. Gran partita per ora, 6 minuti 17 alla fine di questo primo tempo, 20-15 sempre per la Virtus. E palla in mano il quintetto della Virtus vede Pacilio, Mastio, Scibelli, Mura e Masic, mentre Castel Carugate in campo con Stabile, Cuffo Gianni, Carlotta Picco che ha fatto il suo ingresso in campo, e quindi Giulia Zuin e la numero 11 Colli, sicuramente la più positiva di questa partita, la giovane Colli, classe 96, lungo conciliabolo adesso tra gli arbitri, il cenno d'intesa con il tavolo, e allora la rimessa affidata alla numero 4 Mia Masic, che va a cercare fuori Mura per la tripla immediata da 3. Valentina Mura, primi 3 punti della sua partita, più 8 Virtus Cagliari, 6-9 all'ultimo
Scusate, all'intervallo lungo la palla di Stabile in punta per Colli, dentro da Zuin che va ad appoggiare al vetro un grandissimo canestro con la mano mancina, gran canestro da parte di Giulia Zuin. Il pallone recuperato adesso su Valentina Mura, Stabile si butta dentro, appoggia al vetro, canestro e fallo per il capitano del Castel Carugate che in un amen torna a contatto. 23-19, ci sarà anche il libero per la numero 8 ospite. Davvero si va avanti a strappi, Virtus che pensava di aver avuto l'abbrivio giusto per trovare la fuga, e in un amen il canestro di Zuin e poi il gioco da 3 punti di Stabile, vediamo se lo concretizzerà, ma insomma 5 minuti e 45, le due squadre sono sempre a contatto, una partita che potremo scommetterci arriverà fino alla fine sul binario dell'equilibrio. Allora tanta divertimento per i nostri amici a casa che ci stanno seguendo sui loro PC, tablet e smartphone in diretta su direttasport.it per questo pomeriggio di basket davvero intenso, la web tv dello sport sardo e non solo. L'errore di Stabile, il rimbalzo e la azione offensiva che adesso viene gestita da Mia Masic, la palla per Scibelli lungo il perimetro da Pacilio, fronteggiata dalla difesa, la palla dentro per Mastio che si prende la linea di fondo, cielo oscurato però per lei, Pacilio butta per aria questa palla, un mattone che infatti va lontanissimo dalla retina. Stabile adesso vuole trascinare ovviamente le sue compagne, la 35enne numero 8, la palla per Colli, lungo linea per Picco che trova dall'altra parte il ribaltamento per Confogianni, il tentativo pesante sbagliato, il rimbalzo di Scibelli che riesce a controllare, affida la palla a Valentina Mura che sembra avere comunque ottima autonomia, gran tripla poc'anzi per lei, il gioco a 2 Pacilio Scibelli, l'errore però della numero 17 Cagliaritana, il rimbalzo controllato ancora da Stabile che va in campo aperto, il fallo fischiato a Pacilio che protesta con la signora Mura. Non è assolutamente d'accordo Pacilio con la decisione dell'arbitro, dice non l'ho toccata, mi ha superato ma non l'ho toccata. Tant'è, c'è il fallo fischiato contro Pacilio, 3 falli di squadra per la Virtus, 2 per il Castel Carugate, il gioco chiamato da Stabile. Su di lei c'è Mura mentre Masic adesso va a fronteggiare Colli. Molto bello il duello tra la numero 11 del Castel Carugate e la numero 4 della Virtus, la tripla di Picco non vede minimamente il canestro, il pallone è controllato da Valentina Mura contro Stabile, vuole far valere la sua maggiore velocità, il fallo fischiato ancora ai danni di Mastio, una enormità di falli subiti da parte della numero 9 capitano Cagliaritano. 14 secondi per la Virtus con la rimessa affidata a Pacilio, mentre in panchina Virtus si segue la partita con una discreta serenità, in panchina sta seduto, sereno o forse soltanto di facciata questo atteggiamento per Nello Schirro. Popolo invece davvero si dimena davanti alla sua panchina, chiama il gioco corna, Stabile fuori per Colli che sbaglia la tripla, il rimbalzo controllato da Picco che però poi perde palla nel duello fisico con la difesa, palla recuperata dalla Virtus, 4 minuti 5 secondi per arrivare all'intervallo lungo, il punteggio dice 23 Virtus, 19 Castel Carugate. Pacilio, da Mastio, appoggia al vetro, errore, Colli, il rimbalzo, va grandi falcate dall'altra parte, Colli che sta dando un grandissimo apporto di energia, di freschezza, di cambio di ritmo, lo sa bene Popolo che infatti lascia in campo la sua giovane numero 11, mentre adesso c'è l'ingresso in campo di Scarsi, numero 20 che toglie dal campo la numero 9 Confogianni. Tre minuti 43 alla fine del primo tempo di Virtus Cagliari Castel Carugate, quarta giornata campionato di Serie A2 femminile, partita tra fanaline di coda che vogliono sbloccare la propria situazione in classifica in questo campionato.
Parità estremamente importante tra la squadra di Nello Schirru e quella di Puopolo. La palla adesso recuperata dalla Virtus con Valentina Mura che va da Mia Masic. L'intercetto da parte di Colli. Ancora una grande azione. Colli che sta francobollando Mia Masic. Sta facendo davvero una gran partita. La giovane numero 11, classe 96. Stabile, prova a disturbare Valentina Mura che va dentro da Scibelli, fronteggiata da Zuin. Scibelli sbaglia, il rimbalzo per un attimo toccato da Scibelli, controllato però dalla difesa del Castel Carugate. Va dall'altra parte a tutta velocità Pico che alza la parabola in sottomano mancino. L'errore sono 3 del Castel Carugate, una della Virtus a rimbalzo. Palla che viene fermata da Mia Masic, la freccia dice Castel Carugate. 3 minuti 2 secondi alla fine per arrivare all'intervallo lungo. Si riparte con 24 secondi a disposizione dell'attacco lombardo, più 4 per la Virtus che ha in panchina ancora Eleonora Zizzola. Tanti minuti di riposo, ma per il momento comunque la Virtus riesce a gestire abbastanza bene con questo quintetto la situazione. Allora Nello Schirru lascia in panchina la sua lunga. Valentina Mura buttandosi dentro, il precario equilibrio, deve gettare per aria una palla senza il minimo costrutto, infatti la palla attraversa completamente il canestro. Rientra Valentina Mura, qualche problemino fisico c'è, lo si vede dalla sua smorfia, lo si vede dalla sua corsa, insomma sta provando in tutti i modi a dare il suo contributo. Per lei una gran tripla e tanta difesa. Scibelli, adesso è lei a guidare la transizione, subisce il fallo di Giulia Zuin, la numero 18, classe 96 anch'essa. Time out in campo a 2 minuti e 23 più 4 Virtus, punteggio che non si schioda ormai da diverso tempo. 4 falli di squadra per parte, qualche istante di pausa, poi di nuovo in diretta su direttasport.it e sardegnasport.com. Di nuovo in diretta su direttasport.it, Virtus Cagliari che ha 4 punti da amministrare, palla in mano, entra in campo Valentina Lusso, adesso con Mastio, Ballardini, Scibelli e Mia Masic, assolutamente marcata preventivamente da Colli. Netto ovviamente l'inquadratura tattica data da coach Puopolo, che vuole nella maniera più efficace possibile limitare Mia Masic, la giocatrice di punta della Virtus. Lo fa con Colli che sta facendo una gran partita difensiva su Mia Masic. Punteggio molto basso, partita non certamente clamorosa per usare un eufemismo dal punto di vista tecnico e cestistico, ma insomma dal punto di vista agonistico dell'equilibrio c'è tanto, ci sono tanti ingredienti. Allora lo spettacolo chiaramente c'è. Il gran canestro stavolta di Michela Frantini che trova un grande arresto e tiro, il cenno d'intesa, l'esultanza anche di Puopolo che esulta per l'ottima esecuzione della sua numero 15. Ballardini fuori da Masic, c'è un po' di spazio, Colli però entra subito in difesa, arriva il grande aiuto di Scarsi che propizia la palla recuperata. Colli a spingere la transizione, stabile, trova il ribaltamento per Frantini, tripla a segno e il sorpasso del Castel Carugate. Vediamo se verrà dato il canestro da 2 o da 3, viene dato da 2 per Frantini, e il pareggio del Castel Carugate che adesso sì sta giocando meglio, ha l'inerzia positiva. Scibelli si è un po' fermato, l'attacco della Virtus, Mastio in punta per Masic, il blocco porta Mastio che procura un po' di spazio per la tripla per Mia Masic che non vedeva l'ora di potersi prendere un tiro, lo prende e lo sbaglia. Mia Masic adesso esce dal campo, un po' di respiro per lei. Nello Schirru che vuole anche stanare un pochino la difesa del Castel Carugate, perché chiaramente Colli si è adeguata molto bene su Mia Masic e anche gli aiuti arrivano con ottimo tempismo e hanno tolto un po' dalla baretta la giocatrice principale della Virtus. In campo adesso al posto di Mia Masic c'è Silvia Lui che va a cercare questa palla, interviene però in intercetto stabile. Ci sono 19 secondi per la Virtus per cercare il nuovo vantaggio. In campo Loi con Ballardini, Lusso, Mastio e Scibelli che prova a prendere posizione profonda. Ballardini cerca un passaggio complicato, ha letto tutto Scarsi, la palla contesa tra Ballardini e Marta Scarsi, la freccia dice Virtus e c'è il tecnico
per la panchina del Castelcarugate, proteste vibranti da parte della panchina. Morassutti non ha dubbi e fischia dunque il tecnico alla panchina. Assegno il libero. Ci fanno tante volte così, Libero assegno di Scibelli per il 24-23. 4 falli di squadra, si entra negli ultimi 20 secondi, ultimo possesso della Virtus che ovviamente vuole giocarselo fino in fondo senza permettere al Castelcarugate di avere un altro tiro. Ballardini, il blocco portato da Mastio che poi rolla dentro, scarica fuori per Scibelli, lungo il suo piazzato, 4 secondi, vediamo Frantini che prova ad andare in campo aperto, prenderà probabilmente la preghiera, non ce la fa, scade il tempo, si va all'intervallo lungo con la Virtus Cagliari avanti 24-23 in questa sfida che vale per la quarta giornata del campionato di Serie A2, intervallo lungo dunque al Pala Restivo. Noi ci fermiamo per questo intervallo, torneremo ovviamente tra poco sempre in diretta su direttasport.it e sardegnasport.com, dove vi ricordo potete seguire tutto ciò che sta avvenendo in questo pomeriggio di sport. A tra pochissimo. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Ci risiamo di nuovo in campo, 24-23 il punteggio in favore della Virtus con il coach Nello Schirru, coach di casa che va a catechizzare le sue ragazze, manda in quintetto adesso, quintetto con cui aveva chiuso il primo tempo, quindi Scibelli, Ballardini, Loi, Lusso e Mastio. Risponde invece Castelcarugate che va in quintetto con Stabile, Scarsi, Frantini, Coufo, Gianni e Beretta che ritorna in campo dopo qualche minuto fuori. Parte dalla panchina adesso Colli che sta giocando una partita che vive soprattutto della difesa su Miamasic che poi nel finale di secondo quarto è stata tolta dal campo da Nello Schirru, e per farla rifiattare e per provare a rimetterla in campo più avanti, magari cercando anche di scombussolare i piani difensivi del Castelcarugate, che chiaramente con coach Popolo ha disegnato la sua partita difensiva sulla numero 4 della Virtus. Abbiamo visto la numero 11 Colli cercare di mandare a destra la sua avversaria, Masic, che nel secondo periodo ha perso nettamente le misure e ha inciso molto meno, quindi dividendi che sono arrivati per il Castelcarugate. 34 secondi oltre i 9 minuti da giocare in questo terzo periodo ed entriamo dunque in questo terzo quarto con Castelcarugate avanti, palla dentro per Coufo Gianni che va ad appoggiare al vetro, non trova però il bersaglio, e allora la palla gestita con difficoltà da Ballardini che però trova molto bene la conclusione di Valentina Lusso. Lui però al rimbalzo non riesce a raccogliere il rimbalzo, palla profonda per Coufo Gianni che trova il 25esimo punto del Castelcarugate, sorpasso per la squadra lombarda.
Palla gestita adesso da Ballardini, esce dai blocchi Loi, fronteggiata da Beretta, la palla nella posizione centrale per Ballardini. Tentativo della stessa Giada Ballardini, l'errore, e allora Castelcarugate avanti con Stabile, Frantini a superare la metà campo. Il ribaltamento per Beretta che sbaglia il rimbalzo di Scarsi, momento di grandissima confusione adesso probabilmente vedremo per il secondo tempo tante azioni di questo tipo, tanta lotta, tanto sgomitare, ma 2 punti che sono di vitale importanza sia per la Virtus sia per il Castelcarugate, che adesso difende questo rimbalzo, ma la palla è raccolta dalla spazzatura da Valentina Lusso 2 volte a cercare il canestro, subisce il fallo la numero 15. E andrà in lunetta Valentina Lusso, mentre in panchina Valentina Mura ha sicuramente dei problemi, la vediamo a seduta, cercando di allungare, cercando di gestirsi, cercando di rientrare in campo per dare il suo contributo, che comunque è arrivato anche nel primo tempo con una gran tripla e tanta difesa. Entrava in questa gara con grossi problemi. In campo Mia Masic e in campo ovviamente nel Castelcarugate anche Colli, e dunque si ripropone il duello. Dunque Colli su Mia Masic che cerca di uscire dai blocchi, di trovare lo spazio per pungere. Colli però la schermerà. Adesso c'è questa azione offensiva del Castelcarugate con Frantini che va per le terre. C'è il possesso ancora per le ragazze lombarde con 19 secondi per andare al tiro. 15 secondi, scusate, avevo visto male. E allora Frantini incaricata della rimessa, fronteggiata da Mastio, qualche istante per asciugare il parquet. Si può ripartire Frantini con Colli che prova a liberarsi, la palla giocata da Scarsi che però non trova neanche il ferro, e allora Ballardini a guidare la transizione offensiva della Virtus. È rientrata però molto bene la difesa del Castelcarugate. Colli ancora subito a prendere Mia Masic che infatti non riesce a ricevere in posizione pericolosa, riesce però adesso a prendere un buon rimbalzo Masic da sotto appoggiando al vetro, solito groviglio di braccia, vince il duello Scibelli, chiedono il fallo, non arriva il fischio, il recupero però di Ballardini, il ribaltamento per Masic che può prendersi il tiro da 3, errore, il rimbalzo di Mastio, l'ultimo tocco è della difesa ospite, ancora proteste da parte della panchina. Valentina Mura è il coach nello Schirro a protestare in maniera vibrante contro l'arbitro per l'azione precedente, ma si gioca Mia Masic contro Colli, Mia Masic a buttarsi dentro, lo scarico fuori per il tiro dall'angolo di Scibelli, palla che si incastra nel canestro e mancano 6 minuti 57 secondi alla fine del terzo periodo, palla incastrata adesso nel ferro, un fallo di squadra per la formazione lombarda, 25 pari il punteggio molto molto basso a riprova di questa grande lotta che si sta sviluppando sul parquet. Rientra in campo Sabrina Pacilio, esce dopo un'ottima partita di grande generosità Valentina Lusso. Ballardini fuori a cercare Pacilio, l'intercetto di Stabile che va a spingere, va dentro da Confogianni in posizione dinamica, il taglio di Scarsi che subisce il fallo di Scibelli e allora saranno 2 liberi per Scarsi, la numero 20 classe 95 del Castelcarugate. Primo fallo commesso dalla Virtus, lo ha commesso Scibelli. Sei minuti e 50 alla fine di questo terzo periodo. In lunetta c'è la numero 20 del Castelcarugate, Marta Scarsi, che va dunque a cercare i 2 liberi per portare avanti la sua squadra e lo riesce a fare già col primo tentativo, ne ha un secondo ovviamente dalla linea della carità e vediamo se farà 2 su 2
La ventenne numero 20 non arriva. 1 su 2 per lei. Il possesso offensivo adesso della Virtus. Pacilio a giocare con Ballardini. Ballardini contro Stabile, la ricezione in punta per Pacilio che trova molto bene Mastio, appoggia al vetro, palla che danza sul ferro e non entra. Frantini controllare questo rimbalzo, a correre, a portare la palla oltre la metà campo, si è schierata però la difesa, cerca di mandarla a sinistra. Scibelli si arriva dentro, forse c'è il fallo di Coufogianni, chiede lo sfondamento Pacilio, chiede una gomito largo la numero 8 della Virtus. Non c'è però questo parere conciliante con la numero 8 della Virtus da parte degli arbitri, e allora arriva comunque la palla recuperata dalla Virtus, mentre in campo adesso c'è con Pacilio anche Zizola che ritorna in campo. 6 minuti 16 secondi più 1 Castelcarugate 26-25. Pacilio, Zizola, Scibelli, Masic, Ballardini in campo per Nello Schirru. Stabile a fronteggiare Ballardini, a propiziare la recuperata di Frantini che va ad appoggiare al vetro. Il più 3 del Castelcarugate 28-25. Ballardini con Pacilio a giocare contro Frantini, la ricezione di Zizola, palla dentro per Scibelli, il fallo subito dalla numero 17. Vado a trovare impreparata qui la difesa del Castelcarugate, che però in questo terzo periodo sta assolutamente inibendo l'attacco della Virtus, che fa una fatica tremenda per trovare punti, e dall'altra parte la difesa cagliaritana non è sicuramente ermetica e il vantaggio del Castelcarugate è conseguenza automatica. Fuori scarsi, dentro Zuin, la mossa di coach Puopolo. Si asciuga il parquet nell'area lombarda e si riprenderà con la rimessa dal fondo per la Virtus, con Pacilio fronteggiato da Frantini. Frantini che ha segnato poco fa i 2 punti in contropiede del più 3 Castelcarugate. 15 secondi per tirare per la Virtus. La palla gestita da Masic, ancora una volta marcata molto stretta da Colli, la ricezione per Scibelli raddoppiata, prova ad andare dentro il campo. Zizola trova un extra pass molto buono per Ballardini, una tripla di tabella fortunata, ma era quello che serviva alla Virtus. Canestro ancora una volta da 2 per Ballardini, 28-27. Il punteggio Stabile contro Ballardini, la palla gestita da Coufogianni, si prende il tiro fuori ritmo e lo mette. Canestro pesante dei Coufogianni, 31-27, canestro che fa molto male alla Virtus questo. 31-27 il punteggio in favore del Castelcarugate, che ora difende contro Pacilio, fronteggiato da Zuin. Pacilio, la ricezione che non può arrivare per Zizola, anticipata da Coufogianni, si butta dentro Pacilio, butta per aria il pallone, guadagna 2 tiri liberi l'esperta giocatrice di casa. Tripla fuori ritmo, fuori dai giochi per Coufogianni, tripla pesantissima da parte della numero 9 ospite, quando mancano 4 minuti e 58 secondi per arrivare all'ultimo intervallo. E in lunetta c'è Sabrina Pacilio a cercare di limare lo svantaggio. Qualche problemino fisico anche per Ballardini, che va a toccarsi la gamba a destra, ma insomma tutto a posto sembrerebbe per la numero 14 di casa. 4,58, 2 su 2 di Pacilio, 29 Virtus, 31 Castelcarugate, palla in mano. La palla gestita da Stabile, il blocco porta da Coufogianni, la ricezione in punta proprio per Coufogianni, non pensa al tiro, la ricezione per Zuin, cioè il fallo sembrava abbastanza netto da parte di Scibelli, non arriva il fischio da parte degli arbitri, e allora Pacilio, no look all'indietro per Zizola, che poi tira in una maniera indecorosa, possiamo dire così, un cross da posizione non certo impossibile per Zizola, che adesso deve desteggiarsi sulla linea di fondo, trova un buon passaggio fuori per Ballardini, che apre per la tripla di Pacilio, sbagliata la lotta al rimbalzo di Stabile che si dimena, c'è la palla contesa. Stabile qui andava a chiedere il fallo, che probabilmente ci poteva stare. La rimessa sarà comunque affidata a Colli, palla recuperata dalla Castelcarugate, che può dunque portare un altro attacco.
4 minuti e 20 alla fine, 31 Castelcarugate, 29 Virtus, 3 falli di squadra per il Castelcarugate, 1 solo per la Virtus. Colli adesso a infilarsi in un vicolo cieco, la recuperata di Masic in un duello davvero che sta caratterizzando questa partita. Le due giocatrici si stanno sostanzialmente annullando. Da segnalare anche una gran stoppata di Colli nel primo tempo, davvero fragorosa, davvero bella. La palla recuperata da Pacilio per Masic, che può mettersi in ritmo adesso, trova finalmente il canestro, un autentico gol per Mia Masic, un canestro importante del pareggio, 31 pari, canestro che anima un pochino il palarestivo. Virtus che adesso deve stringere le maglie difensive. Castelcarugate è ripreso dopo il vantaggio. Frantini, una tripla sporcata da Pacilio, palla recuperata dalla Virtus, si accende adesso la sfida. Mia Masic prova a prendere d'infilata proprio Colli, che però rientra bene, la palla è ribaltata per Ballardini. Masic a ricevere, vuole mettersi in proprio, vuole trovare un canestro apriscatola che non arriva perché Colli difende ancora una volta molto molto bene. E il rimbalzo controllato da Stabile, il blocco portato da Coufogianni che poi se ne va, arriva Frantini uscendo dai blocchi, Coufogianni rolla dentro e arriva ancora una volta Colli, vediamo se si prenderà il tiro. Colli contro Masic, l'apertura per Zuin contro Scibelli che chiude molto bene, arriva anche l'aiuto di Ballardini, la palla recuperata da Pacilio e controllata già da Ballardini, che può dunque entrare negli ultimi 3 minuti di terzo quarto. Ballardini ha lo spazio per il tiro, decide di andare dentro, si appoggia al vetro, subisce il fallo di Stabile, saranno 2 liberi per la numero 14 di casa. 2:54 all'ultimo intervallo, partita davvero viva, davvero una battaglia come ci aspettavamo, che arriverà fino alla sirena e magari, chissà, visto l'equilibrio, anche porterà, chissà, a un overtime. Lo vedremo chiaramente seguendo questo match in diretta su direttasport.it e sardegnasport.com. Io vi ricordo in contemporanea sul sito della Lega Basket, con la produzione di Diretta Sport, anche l'altra sfida del campionato di Serie A1 tra Cuscagliari e Torino, una partita molto importante per le universitarie di Antonello Restivo. E su sardegnasport.com in questo momento, ma direi per tutta questa domenica, tante notizie, tanti report, tante interviste, tanti approfondimenti sul mondo dello sport, con la Serie D di calcio, con tutti gli altri sport, chiaramente il Cagliari Calcio che domani giocherà in Serie B contro il posticipo contro il Vicenza, e poi stasera tutti i contributi da Sassari per la sfida del campionato di Serie A maschile tra la Dinamo di Meo Sacchetti e la Reyer Venezia di Charlie Recalcati. Torniamo in campo qua con Pacilio che si prende una linea di fondo chiusa in aiuto da Zuin, la palla non recuperata da Castelcarugate, bensì ancora in possesso della Virtus con 14 secondi, palla in mano per Sabrina Pacilio. Virtus avanti di 2, 33-31, 4 falli di squadra per il Castelcarugate, vicino al bonus quando mancano 2:23. Adesso con la palla in mano è mossa da Ballardini per Pacilio, esce dai blocchi il fallo di Eleonora Zizzola, blocco irregolare portato dentro l'area da parte della numero 20, si arrabbia molto nello Schirru con questo fischio del signor Morassutti. Protesta Schirru, rischia anche il tecnico in qualche modo perché arriva lo schiattaccio di Morassutti, si gioca, Colli si arresta, va dentro da Coufogianni contro Zizzola, duello tra pesi massimi, va ad appoggiare al vetro il semigancio difficile. Coufogianni chiede anche lei il fallo, adesso è tutta una protesta contro gli arbitri, ma è normale, ci si gioca tanto. Zizzola sotto canestro contro Zuin, trova Ballardini che appoggia al vetro. Grande attacco qui, gran lavoro di Zizzola, arriva molto bene, persa completamente Ballardini. 35 Virtus, 31 Castelcarugate, adesso è Colli a portare la palla con Zuin, Coufogianni e anche Valentina Ruiz in quintetto assieme a Frantini per il quintetto del Castelcarugate. Frantini contro Pacilio, il blocco di Coufogianni, Frantini si butta dentro, l'aiuto positivo di Scibelli, Ballardini in contropiede per Pacilio contro Ruiz, appoggia al vetro Pacilio, sbaglia il rimbalzo gestito da Zuin e poi Colli prova a prendere d'infilata adesso la difesa della Virtus, la difesa di Masic contro Colli che va da sola, trova un gran canestro Colli e dimostra alla classe 96 di avere tanta qualità, oltre che difensiva anche in attacco. Gran canestro della numero 11 ospite, 1 minuto esatto per entrare dunque nell'ultimissima parte di questo terzo periodo. Lo scarico per Zizzola che non afferra questa palla, Colli a buttarsi dentro per Ruiz, appoggia il pareggio, parità quota 35, 47 secondi, strappi e controstrappi, sempre equilibrio, sempre parità in questa sfida davvero tiratissima per il match tra fanalline di coda del campionato di
buttandosi dentro ancora la Virtus a cercare di nuovo il vantaggio che non arriva. La palla ancora per Colli, direi una delle migliori in campo del Castelcarugate, contropiede l'ennesimo e Ruisi firma ancora il parziale aperto per il Castelcarugate. Ultimo possesso per la Virtus, 15 secondi per andare alla conclusione. Ballardini, conclusione di questo terzo periodo per entrare poi negli ultimi 10 minuti di una partita che vedremo se saranno sufficienti 40 minuti per chiuderla. L'errore di Pacilio, il rimbalzo di Scibelli, parità ancora a quota 37 sulla sirena, rimbalzo prezioso dal lato debole per la numero 17. Noi ci fermiamo prima di raccontarvi gli ultimi 10 minuti, vedremo se saranno gli ultimi, della sfida tra Virtus Cagliari e Castelcarugate, 37 pari all'ultimo intervallo. Di nuovo in diretta su direttasport.it e sardiniasport.com, 10 minuti conclusivi, forse, perché davvero c'è tanto equilibrio e magari non sono da escludere anche i supplementari in questo match tra ultima in classifica del campionato di Serie A2, Castelcarugate contro Virtus Cagliari. Virtus in attacco e subito a segno con Zizola che ha chiuso bene il terzo periodo con alcune cose molto positive per l'attacco. Adesso si prende anche la gioia personale e trova dunque 2 punti che sono importanti per entrare in questo quarto conclusivo. Esce dai blocchi Ruisi, 4 punti per lei in chiusura di terzo periodo. La tripla tentata da Stabile, primo ferro e poi il rimbalzo controllato da Pacilio che si prende il fallo di Coufo Gianni sotto il proprio canestro. Lotta sotto le planche, adesso assisteremo davvero a una tonnara, direi, a ogni possesso, perché chiaramente la posta in palio è assolutamente pesante. Stabile per Ruisi, in punta c'è Coufo Gianni, a palla per Ruisi che si butta dentro, va ad appoggiare al vetro, gran canestro di Ruisi. Viene da chiedersi perché questa ragazza nel primo tempo non abbia praticamente giocato, è entrata in parità molto tardi, sta facendo davvero tante cose positive per la squadra di Popolo, al di là dei 6 punti realizzati in poco tempo. Colli adesso va a scaricare nell'angolo per Ruisi che in qualche modo riesce a tenere in campo questa palla dopo una ricezione difficile. Coufo Gianni contro Scibelli, la palla adesso gestita da Stabile che vuole ragionare, 10 secondi per tirare per l'attacco del Castelcarugate. Il blocco volato da Scarsi, Stabile si butta dentro, il lay-up mancino, palla che danza sul ferro, non entra. Il rimbalzo però è ancora del Castelcarugate con Ruisi che va da Coufo Gianni in punta contro Scibelli. La palla per Stabile ancora dentro da Coufo Gianni che però in quella posizione non è assolutamente pericolosa. La tripla di Stabile, poi non c'è tagliafuori, il canestro di Scarsi. Non c'è tagliafuori, vantaggio nuovamente del Castelcarugate, 41-39. La palla gestita da Masic contro Colli, sempre contro Colli, quasi banale ricordarlo. Masic adesso ha spazio, può prendersi l'arresto mancino, il tiro della numero 4 di casa, l'errore, 7,50. C'è la lotta sulla gestione di questa palla per il Castelcarugate. Alla fine il fallo di Pacilio su Stabile, ha provato la Virtus a interrompere o comunque ritardare e mettere in difficoltà l'uscita dalla propria metà campo, c'era quasi riuscita. La palla per Stabile, tanti minuti in campo per lei, 35 anni, ma insomma una autentica leader tecnica, ovviamente carismatica della sua squadra. Pacilio per Ballardini che va da Scibelli. Pacilio ancora dentro contro Ruisi, Pacilio lancia per aria questa palla, un tiro difficile. Zizola raccogliendo dalla spazzatura, segno il 41esimo punto, sempre parità. Davvero tanto equilibrio. Pacilio contro Ruisi in difesa, Stabile che va adesso a servire in punta Coufo Gianni, stavolta sì che ha spazio e ritmo per la tripla. Arriva il canestro pesante che fa male alla Virtus da parte del Castelcarugate, 44-41. Importante adesso l'attacco per la Virtus per evitare di far scappare il Castelcarugate e ovviamente Popolo d'altro canto chiama la difesa, dice adesso dobbiamo difendere, adesso serve un bel giro dietro e arriva una gran recuperata
di Scarsi che va a far correre Ruisi, che appoggia al vetro, palla che danza e gira a lungo sull'anello, poi esce, poi la lotta tra Scarsi e Ballardini, in mezzo c'è anche Zizola. Il possesso è del Castelcarugate, c'è il time out in campo, 6 minuti 32 secondi alla fine del match. Castelcarugate avanti 44-41 in casa della Virtus. Di nuovo in campo Virtus e Castelcarugate, 6 minuti 32 alla fine del match. Rimessa Castelcarugate dopo la contesa, dopo il time out. Rimessa a fine attacco lì contro Masic, la ricezione di Stabile, il blocco portato da Scarsi, ancora Stabile, c'è Coufo Gianni che Mastio cerca di anticipare, un po' uscita dalla partita Beatrice Mastio dopo un grandissimo primo tempo. Stabile ancora per Coufo Gianni, la palla dentro per Ruisi che va a cercare il tiro, il fallo fischiato contro Pacilio che rischia grosso, rischia il tecnico, protesta anche nello Schirru, attenzione anche alle proteste di Nello Schirru, vibranti contro Morassutti, bisogna stare attenti a non farsi prendere dal nervosismo per quanto riguarda la Virtus. Chiaramente tanto scoramento in questo caso per la Virtus, che aveva difeso molto bene fino ai 24 secondi, poi sulla sirena il tiro difficile di Ruisi, era arrivata la stoppata di Pacilio, convinta di aver operato bene. Convinta di aver operato bene, è arrivato invece il fischio per il fallo di Pacilio. E più 4 per il Castelcarugate, 45-41, possesso Virtus. Tentativo di Ballardini, il rimbalzo controllato da Scarsi, la palla giocata da Stabile, il gioco corna chiamato da Stabile che adesso serve Scarsi, ricezione difficile contro Mastio che si sta applicando molto in difesa. Ruisi, tanti palloni toccati nel secondo tempo. Stabile a segno a lungo Castelcarugate più 6. Castelcarugate che adesso ha in mano la partita, ha sicuramente l'inerzia. Pacilio provare subito a sistemare le cose e trova una grandissima tripla importante. Pacilio, tripla fondamentale da parte di Sabrina Pacilio che ha messo adesso tanta energia, adesso sta cercando di guidare le sue ragazze davanti e dietro, in attacco e in difesa. Colli contro Masic, Colli si arresta, si allontana e trova un gran canestro. Colli, davvero un talento da seguire, questa ragazza del 96 in difesa e in attacco sta facendo ottime cose quest'oggi. Gran partita, Ballardini contro Ruisi, adesso davvero tutta da seguire questa parte finale di match, ultimi 4 minuti e 57, c'è la palla recuperata dal Castelcarugate, ancora Pacilio a dire qualcosa all'arbitro Morassutti. Mura che invece dall'altra parte giustamente chiama il cambio. In campo c'è Scibelli adesso al posto di Zizola. Scibelli con Pacilio, Mastio, Masic e Ballardini. Castelcarugate che invece se la gioca con Colli, Ruisi, Stabile e Colli e Coufo Gianni. Proprio Stabile a ricevere il blocco portato da Coufo Gianni. Stabile non va da Coufo Gianni che ha preso posizione profonda, la ricezione per Scarsi, 3 contro di lei, ancora una volta la lotta, non c'è fischio arbitrale, si arresta da 3 Colli, mattonata, 24 secondi che scadono, palla recuperata dalla Virtus con un'ottima difesa, 49-44 Castelcarugate. Virtus che però fa una fatica tremenda a trovare il canestro. Poc'anzi la tripla di Pacilio è stata assolutamente determinante per tenere in vita una Virtus che aveva appena incassato il canestro del meno 7. Dopo la tripla però è arrivato il gran canestro invece di Colli che si è messa in proprio, è andata con lo step back, ha trovato 2 punti belli e importanti. A 4 minuti e 31 dalla fine si asciuga il parquet, si gioca durante lo stesso intervento sul parquet, insomma tutto regolare secondo gli arbitri. Mastio a segno
Ottimo piazzato per Beatrice Mastio, importantissimo anche questo canestro. 49 Castelcarugate, palla in mano, 46 Virtus Cagliari in difesa, 4 minuti e 10 per chiudere questa partita. Stabile il blocco e la posizione presa da Coufo Gianni, che spesso però non può ricevere. Allora Ruisi dentro da Coufo Gianni, l'avevamo detto, era oscurata la numero 9, infatti arriva la recuperata per la Virtus. Ballardini, palla in mano, supera la metà campo, va da Pacilio, dentro per Masic contro Colli, ha aiutato benissimo qua, ancora Scarsi, Colli recupera palla, si butta in campo aperto Colli, la numero 11, ancora scaricare fuori per Scarsi che arriva a tutta velocità, subisce il fallo. Marta Scarsi andrà in lunetta con 2 tiri liberi, difesa della Virtus rientrata in qualche modo con difficoltà, ottimo però contropiede portato dalle ospiti. Adesso la partita ovviamente vive di attimi di grande intensità. 3 minuti e 39 alla fine, gita in lunetta per Marta Scarsi, che sta dunque cercando di allungare nuovamente il divario tra Virtus e Castelcarugate. La numero 20 in lunetta va a segno col primo tentativo dalla linea della carità. 2 falli di squadra per la Virtus, 1 invece commesso dal Castelcarugate. Bisogna tenere d'occhio anche questa situazione ovviamente in ottica bonus, perché sta per arrivare il momento caldissimo della partita. Non che questo non lo sia, adesso ogni possesso diventa importante per il Castelcarugate per allungare o per impedire insomma alla Virtus di avvicinarsi. Per la Virtus è importantissimo invece segnare e rientrare in partita quanto prima. Meno 5 per le cagliaritane, che adesso trovano il tiro dalla linea del tiro libero per Ballardini. Coufo Gianni e Ballardini a lottare, palla recuperata da Ballardini e quindi la Virtus ha un'altra opportunità in attacco. La lotta premia la Virtus. Scibelli, Ballardini, ancora il blocco porta da Scibelli, ancora un altro blocco per Pacilio, qui poi Scibelli rolla dentro, trova il canestro del meno 3, 51-48 in favore del Castelcarugate, ultimi 3 minuti della partita. Colli contro Masic a portar palla, il blocco di Scarsi, Colli cerca di andare dal palleggio, poi perde per un attimo l'appoggio, riesce in qualche modo ad andare da Coufo Gianni che si butta dentro il recupero, forse c'era il fallo, non arriva il fischio. Dall'altra parte Scibelli a trovare Masic, ancora contro Colli, Scibelli, difesa di Colli, fallosa stavolta, 2 liberi per Mia Masic. 51 Castelcarugate 48 Virtus, partita vivissima, partita combattutissima e non è ovviamente una sorpresa. Secondo fallo di squadra per il Castelcarugate, che si gioca questi ultimi 3 minuti con Scarsi in campo assieme a Colli, Stabile, Frantini e Coufo Gianni. Virtus in campo invece con Mastio, Masic che è in lunetta, quindi Scibelli, Ballardini e Pacilio. A segno il primo tentativo dalla linea della carità per Mia Masic. Virtus Cagliari che adesso ha bisogno della difesa, chiaramente, oltre che di segnare sotto il canestro del Castelcarugate. Importante, fondamentale questo 2 su 2 della Masic, che sta facendo tanta fatica in attacco, ma merito della numero 11 Claudia Colli, giocatrice assolutamente da tenere in considerazione. Lo scarico di Stabile a cercare nel lato Colli, l'intercetto della difesa virtusina che lascia 11 secondi al Castelcarugate per andare al tiro. La palla gestita da Frantini che va a cercare qualche compagna libera, si libera dei blocchi. Stabile contro Scibelli, il fallo è di Scibelli, arriva il canestro, il fallo di Stabile, fa malissimo qui Stabile, fallo dovrebbe essere stato commesso da Scibelli, che si è mossa e ha commesso fallo abbastanza netto ai danni di Stabile. Gran canestro che fa molto male alla Virtus. 53 Castelcarugate, 50 Virtus Cagliari, 2:23 per chiudere questa partita. In lunetta per il tiro libero supplementare c'è Susanna Stabile, il capitano classe 80, che va adesso a tirare corto questa
Conclusione dalla linea della carità, +3, possesso comunque per andare a pareggiare con una tripla per la Virtus, ma deve avere pazienza la squadra bianco-blu. Scibelli dentro appoggiandosi al vetro, buon movimento, buono anche il tiro, è però sbagliato, il rimbalzo è premiante per la Virtus che può andare con la rimessa con altri 14 secondi come da regolamento. Cambio in campo adesso per il Carugate, la palla è in mano alla Virtus, in campo c'è adesso Arianna Beretta che rileva Coufo Gianni. Ricezione sotto canestro per Scibelli, non vede il canestro, infatti sbaglia, qui forse poteva aspettare, cercare uno scarico Scibelli. Il fallo sotto le planche è di Mia Masic. E allora terzo fallo di squadra per la Virtus, primo fallo della partita di Mia Masic. 2 minuti e 2 secondi alla fine di questa partita, salvo supplementari ovviamente, perché davvero l'equilibrio sta regnando sovrano come era nei pronostici. Ancora da asciugare il parquet del Palarestivo, poi si ripartirà con la rimessa in favore della Castelcarugate. Ultimi 2 minuti di questa partita in diretta su directasport.it e sardegnasport.com. Palarestivo di Cagliari, fallo fischiato contro la Virtus e saranno liberi per il Castelcarugate, liberi affidati a Stabile, ancora lei in lunetta, il capitano della formazione lombarda. E adesso l'avevamo detto, la situazione bonus è importante e penalizza in questo momento la Virtus Cagliari, che ogni fallo che commetterà manderà in lunetta la formazione lombarda. 2 su 2 di Stabile, 55-50. Davvero tutto complicato per la Virtus, palla sotto per Pacilio, ultima però la giocata Ballardini-Pacilio, 2 punti. L'attacco della Virtus sta tendenzialmente funzionando, in difesa si fa fatica, servono le difese adesso. La recuperata di Masic, la palla lunga per Pacilio che va ad attaccare il ferro, sotto canestro e fallo di Sabrina Pacilio. È incredibile, in un amen la palla per pareggiare, adesso ce l'ha la Virtus. 1 minuto e 40 alla fine di questa partita, che davvero non ne vuole sapere di avere un padrone. Grande azione di Sabrina Pacilio, canestro direi. Pacilio in questo secondo tempo assolutamente trascinatrice delle sue compagne, ma una Virtus che sta davvero dando tutto, lo sta facendo anche il Castelcarugate, una partita di una importanza capitale e le due squadre non si stanno certo tirando indietro. È una partita che sta confermando ogni pronostico legato all'agonismo, legato alla voglia di prevalere. Davvero 2 punti che valgono doppio nella più classica delle frasi fatte, ma insomma oggi è più di una frase fatta. Tripla di Stabile, bomba pesante di Stabile, 58-55, aveva pareggiato col libero di Pacilio la Virtus. Si prende ancora una tripla Pacilio, questa volta è forzata, adesso la Virtus non deve farsi prendere dalla foga di dover recuperare. Tripla presa con troppa fretta qui da Pacilio, l'errore per lei. 58-55, vantaggio Carugate, +3, 1 minuto e 8 alla fine, palla in mano Carugate che adesso viene fermata con 18 secondi per andare al tiro. Il cambio chiesto da Puopolo, ritorna in campo Coufo Gianni, esce Scarsi in campo adesso per ultimo minuto e 6 nella Virtus. Mastio, Ballardini, Scibelli, Masic e Pacilio. Carugate che adesso deve fronteggiare la pressione di Ballardini su Stabile, è Stabile che si butta dentro contro Pacilio, la recuperata, il rimbalzo di Mastio da Ballardini, il lancio lungo per Pacilio che si arresta, sbaglia, ancora un po' di fretta da parte della Virtus. Mastio per Pacilio, vediamo la scelta qui della numero 8, si arresta, un piede sulla linea perimetrale, il rimbalzo però di Ballardini, arriva un intervento durissimo di Coufo Gianni.
fallo durissimo qua di Coufogiani, 2 liberi per Giada Ballardini, importanti, davvero determinanti, perché mancano 44 secondi alla fine della partita. Assegno Ballardini, 4 falli di squadra per il Castelcarugate, 44 secondi, 58-57, Carugate palla in mano, un punto di vantaggio. Vediamo anche le scelte adesso della difesa, insomma, per vedere se manderanno in lunetta. Pressione a tutto campo, il fallo fischiato alla difesa, Virtus che aveva triplicato su Arianna Beretta, arrivano 2 liberi per lei, Virtus che voleva difendere senza commettere fallo, mettere in difficoltà l'attacco. Non è d'accordo la Virtus con questo fischio arbitrale. Beretta sbaglia, potrebbe essere stato un fallo che paga tanto alla Virtus. 37 secondi, tutti da seguire in diretta su sardiniasport.com e directasport.it. Partita davvero fino alla fine, sale anche il volume del tifo qui al Palarestivo. Time out in campo per preparare chiaramente l'attacco della Virtus, la difesa del Castelcarugate. 59 Castelcarugate, 57 Virtus, 37 secondi alla fine del tempo, qualche istante di pausa, poi ovviamente di nuovo in diretta per raccontarvi questa volata finale intensissima. 37 secondi dopo il time out, rimessa per Mia Masic davanti a Lecce Colli, che l'ha schermata per tutta la partita. Riceve Pacilio contro Frantini, Pacilio, passi fischiati a Sabrina Pacilio, passi fischiati a Pacilio, attenzione perché rischia Pacilio. Time out di nuovo in campo, proteste, time out chiamato da Puopolo ancora una volta. L'interruzione Duca, abbiamo visto davvero quello che i tifosi della Virtus non avrebbero voluto vedere. Passi in partenza per Pacilio che aveva ricevuto dalla rimessa di Mia Masic. Non c'è tecnico, chiede la panchina del Castelcarugate, ma c'è time out chiamato da Puopolo, quindi si ripartirà con la palla in mano al Castelcarugate, che ha commesso 4 falli, 5 li ha commessi invece la Virtus, più 2 per le ragazze di Puopolo, che adesso chiaramente sta andando a disegnare l'attacco, poi ovviamente a catechizzare sulla difesa seguente. Vedremo anche la scelta della Virtus, vedremo se commetterà fallo per avere più secondi a disposizione per cercare di rimontare, magari lucrando, sperando insomma di speculare su qualche errore ai liberi, dove il Castelcarugate potrebbe rientrare, appunto essendo in bonus la difesa della Virtus. Frantini esce dai blocchi stabili, esce anche Colli, non c'è nessuno a ricevere, buona la difesa di Ballardini su Stabile a far perdere un po' di lucidità. Stabile sulla fascia destra, si direbbe nel mondo del calcio. Frantini, posizione complicata, infrazione di passi qua di Frantini che non viene ravvisata, passi piuttosto netti. Adesso è un catino bollente il Palarestivo. Frantini, fallo fischiato a Ballardini, dovrebbe essere stato fischiato a Ballardini il fallo. Infrazione di passi qua che sembrava piuttosto netta da parte di Frantini, non arriva il fischio di Morassutti, che ora si prende ancora una volta le prostette di Pacilio, vicinissima al tecnico, più di una circostanza Sabrina Pacilio, ma davvero non ci vede più dalla rabbia la numero 8 della Virtus per gli ultimi fischi. Prima i passi a lei fischiati, poi i passi non fischiati contro Michela Frantini, che ora va in lunetta, sbaglia, cronometro fermo e situazione molto importante. Frantini a segno, più 3 Castelcarugate. Time out in campo ancora, ovviamente, per organizzare gli ultimi 17 secondi. 60 Castelcarugate, 57 Virtus Cagliari. Ancora qualche istante di pausa e poi tra poco gli ultimi davvero scampoli di questa partita, ovviamente overtime permettendo. Di nuovo in campo le squadre. Virtus Cagliari in possesso con 3 punti da recuperare, con 17 secondi da giocare. Castelcarugate avanti a Cagliari di 3 lunghezze in quella che è una delle partite più importanti di questa stagione tra due squadre che, ricordiamo, hanno 0 punti nel campionato di Serie A2. Sfiora anche la recuperata Stabile perché tocca sulla rimessa di Ballardini, deve trovare un tiro veloce. Pacilio da 3, c'è il fallo? No, non c'è il fallo, forse c'è stato il tocco di Frantini sul braccio di Pacilio. Palla recuperata dal Castelcarugate, time out in campo ancora, ovviamente se li giocano tutti i due allenatori. Chiedevano il fallo
le ragazze della Virtus sull'arresto di Pacilio. Non è arrivato un tiro sporchissimo, rapido, senza troppo costrutto per la numero 8 Virtussina. E rimangono 9 secondi, ma la palla c'è il Castelcarugate. Adesso sì, obbligatoriamente dovrà arrivare il fallo subito, immediato, da parte della difesa virtussina. Dovrà sperare la Virtus in un 0-2 del Castelcarugate per poi cercare la disperata, la tripla o comunque un gioco da 3 punti del pareggio. Adesso sì, la Virtus è con le spalle al muro, adesso sì, le possibilità delle cagliaritane di uscire con la posta in palio dal pala restivo sono ridotte al lumicino. Possesso importante, vedremo chi andrà a ricevere per il Castelcarugate e chi chiaramente andrà a tirare il tiro libero. Mura non commette fallo, la Virtus. Castelcarugate palla in mano, non arriva il fallo, incredibile, palla persa, ma finisce qua. Il Castelcarugate vince 60-57, è finito il tempo. Vittoria clamorosa, la scelta della Virtus di non commettere fallo. Vediamo però, perché c'è impasse al tavolo, il tempo secondo la Virtus è ancora valido, dovrebbero esserci 2 secondi. 1 secondo, lo dice Morassutti dopo il conciliabolo col tavolo. La palla era uscita sulla non ricezione di Colli, ma clamoroso l'errore, diciamo, della Virtus, che non ha commesso fallo, ha lasciato passare 9 secondi, davvero incredibile qui l'errore delle cagliaritane. 1 secondo, serve qualcosa di disperato per la Virtus. Pacilio lunga per Masic, scade il tempo, vince il Castelcarugate, espugna Cagliari 60-57 per la formazione lombarda. Vittoria che pesa tantissimo per le ragazze di Puopolo. Adesso andiamo ovviamente a prendere i protagonisti in campo. Tanta rabbia, tanta delusione per la Virtus. Io adesso proverò chiaramente a prendere gli ospiti e i protagonisti di questa partita. Chiaramente andremo a cercarli anche con le telecamere guidate da Mauro Farris. Tristezza per la Virtus, grande esultanza per invece la formazione del Castelcarugate, che coglie in Sardegna 2 punti molto pesanti. Vediamo se Sabrina Pacilio si ferma con noi, una delle più energiche, fino alla fine ci ha provato. Tanta rabbia per alcuni fischi, ti abbiamo visto protestare a lungo. Commentiamoli, poi parliamo anche della partita. Guarda, troppa rabbia, perché purtroppo questa partita la dovevamo prendere. Ci sono stati dei fischi, non mi sono piaciuti. Io di solito non mi lamento degli arbitri, posso protestare qualche azione, però quando poi gli arbitri alla fine definiscono una partita così non mi sta bene. Un paio di chiamate non sono state fatte a noi sotto canestro e qui invece dei fischi troppo semplici. Adesso cercavo di spiegare all'arbitro, l'arbitro mi ha visto che muovevo i piedi, ma non ha visto che la giocatrice avversaria mi teneva la mano, per cui io non potevo portare la palla avanti. Sono fischi che alla fine, a pochi secondi dalla fine, fai 2 tiri liberi, 3 tiri liberi, ti cambiano la partita la porti a casa. Senti, al di là degli aspetti arbitrali, proviamo ad andare oltre. Chiaramente è una sconfitta che pesa, è una parità di importanza clamorosa. Adesso con che animo si torna in palestra? Clamorosa anche perché noi venivamo da una serie di sconfitte, tra l'altro importanti, abbiamo sempre perso di tanti punti, per cui stiamo lavorando, speriamo che alla fine qualche risultato verrà. E oggi, guarda, veramente un grande rammarico, perché adesso è dura, insomma, cominciare, lavorare. Questa occasione è veramente sprecata, peccato. Grazie mille a Sabrina Pacilio, ovviamente in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Andiamo a chiamare in causa ovviamente coach Puopolo, il coach ospite per la formazione del Castelcarugate, il coach in diretta su direttasport.it e sardegnasport.com. Andiamo leggermente più a favore delle telecamere per commentare questa vittoria importantissima ovviamente per voi, tanta esultanza, una lotta fino all'ultimo secondo. Dove l'avete vinta? Diciamo che alla fine abbiamo vinto più che altro, siamo stati un attimino più ordinate, nel senso che ovviamente questa qua era una partita che vinceva chi sbagliava di meno, non chi giocava meglio, perché era una lotta all'ultimo sangue. Alla fine abbiamo sbagliato un po' meno
e alla fine abbiamo vinto sostanzialmente per quello. Non c'è una chiave tattica o tecnica, perché oggi la tecnica e la tattica non c'era, era una guerra, perché ovviamente essendo due squadre a 0 punti bisognava vincere, ecco. Senti, però tattica, una mossa tattica importante è stata quella di Colli su Masic, che l'ha limitata tantissimo. Gran partita da parte della numero 11, non la conoscevamo, insomma l'abbiamo vista, Sì. Giocatrice davvero di ottima prospettiva. Sì, sì, ecco, lei è un under 20, abbiamo visto che non avevamo preparato così, nel senso che noi ci aspettavamo magari di sacrificarla un pochettino sulla parte offensiva, ma di dedicarsi a Magic, perché Magic è il primo terminale offensivo di questa squadra, e ha risposto bene, nel senso che è stata un po' una scommessa, comunque una ragazza giovane under 20, e ha fatto una grande partita in difesa. Per chiudere, come cambia il campionato del Castelcarugate? Oggi era una vittoria appunto che valeva doppio, qual è la vostra prospettiva? Con che animo chiaramente si torna in palestra? Immagino con un bel sorriso, un bel sospiro di sollievo. Sì, diciamo che adesso è un sospiro di sollievo temporaneo, perché adesso abbiamo Pordenone e Broni che sono due corazzate. Noi avevamo paura di arrivare a 0 dopo 6 partite, adesso abbiamo battuto Cagliari, una delle nostre dirette concorrenti, perché noi comunque puntiamo a salvarci, e alla fine sì, saremo un po' più di tranquillità, ma comunque c'è ancora da lavorare un casino perché è lunghissima. Allora, grazie mille a coach Puopolo, in bocca al lupo per il suo campionato. Andiamo a chiamare in causa, io direi, visto che non vedo ancora coach Nello Schirru per quanto riguarda la Virtus, chiamerei in causa il presidente Riccardo Fava dopo un risultato chiaramente importante, negativo per la Virtus. Riccardo Fava, che non siamo riusciti a sentire nel pre-partita, lo vado a cercare per un attimo. Presidente, gli chiediamo se può avvicinarsi chiaramente in diretta su direttasport.it, ci avviciniamo un po' alle telecamere di Diretta Sport. Presidente, non siamo riusciti a sentire nel pre-gara, è arrivato davvero a contatto quasi con la palla a 2. Un impegno con la caccia grossa. Vittoria che è sfuggita, una vittoria che serviva tantissimo ovviamente alla Virtus, serviva anche alle avversarie, e adesso è dura. Beh, dura, siamo alla 4ª partita di campionato, ce ne sono altre 25, quindi il campionato regolare, per cui è dura magari perché diciamo che poteva aiutarci anche nel morale, per darci una forza, un po' di forza in più, un pochino di determinazione, di convinzione, però aver perso la 4ª partita in casa contro una squadra che tutto sommato era nella nostra stessa condizione è stato più che altro un dispiacere, perché era una squadra e una partita alla nostra portata. E avremmo potuto portarla a casa. Abbiamo sentito Sabina Pacilio molto arrabbiata con gli arbitri, qualche fischio non è piaciuto, qualche infrazione di passi da una parte e dall'altra giudicata in maniera differente. Cosa ne pensi? Io sugli arbitri non posso dire niente, si sa che oggi magari arbitrano male, domani possono arbitrare a nostro favore, quindi sono delle altalenanze, non vado a credere e a pensare che certo, se avessero magari dato qualche fallo in più e avessero fischiato qualche passo che magari c'era in certi momenti, poteva darci una mano e poteva anche cambiare il risultato, però al di là di questo dobbiamo essere convinti che la prossima partita che abbiamo in casa, che abbiamo tra una settimana in casa con Crema, deve essere affrontata con la stessa determinazione, la stessa grinta, e cercare di vincere quello. Chiediamo coach, presidente, scusate, il coach Nello Schirru, posizione salda oppure ci saranno decisioni, insomma ci aiuti un po' a capire. No, ma assolutamente, non stiamo pensando, l'ultima cosa che sta pensando la società è quella di poter cambiare un allenatore, in quanto non è l'allenatore che crea il gruppo, ma è la squadra che si mette insieme per giocare di gruppo. L'allenatore sta facendo il suo lavoro, non è certo nei pensieri della società quello di sostituirlo. Grazie mille allora presidente Riccardo Fava, ovviamente l'in bocca al lupo alla stagione della Virtus. Io non vedo in questo momento all'orizzonte il coach della Virtus Nello Schirru, che dovrebbe essere ancora negli spogliatoi con le sue ragazze, quindi andrei a chiudere questa diretta dal Pala Restivo. Vi rimando chiaramente alla differita che poi vi proporremo nei prossimi giorni, differite anche di tutti gli altri appuntamenti col basket per quanto riguarda il basket maschile e il basket femminile. Vi rimando ai contenuti di sardegnasport.com, ai contenuti di direttasport.it. È tutto per il momento dal Pala Restivo, l'augurio di una piacevole serata e ovviamente a risentirci per i prossimi appuntamenti. Diretta Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport